I 60 anni di carriera di Nancy Gann, voce dell'espressionismo astratto americano, sono stati celebrati con una mostra a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Al termine dell'esposizione, l'artista californiana ha voluto donare alla regione una delle sue opere in segno di gratitudine. Sono felice che questo arazzo sia per voi e rimanga a Venezia. Questa mostra mi ha fatto immensamente piacere e comprendo il grande successo che ha avuto qui a Palazzo Ferrofini. Grazie. L'arazzo Jacquard Marmaris resterà esposto nel Parlamentino Veneto a simboleggiare il legame tra Venezia e la Baia di San Francisco. Con questa mostra, commenta il presidente Roberto Ciambetti, è stato gettato un ponte invisibile che si inserisce perfettamente in quella rete e in quel tessuto di relazioni che danno vita a quella che Calvino chiamava la città dell'arte, una grande città ideale in cui si fondono luoghi lontani tra loro, eppure in perfetta sintonia. Con questa mostra Palazzo Ferrofini si è inserito nel dibattito dell'arte contemporanea e nell'espressionismo statunitense. Abbiamo avuto tantissimi visitatori, un successo per un pubblico anche molto qualificato e molto specializzato. Soprattutto oggi aver avuto in dono da parte di Nancy Gann questo arazzo alle mie spalle che lascerà per sempre appunto il segno di questa mostra nel Consiglio del Veneto è una cosa secondo me dal punto di vista culturale di una valenza incredibile.